In ritardo ma va bene. No, aspetta, no, va a fare tutte insieme. fare tutte insieme. Che? Aspetta. Vai. Di nuovo, signore e signori, Sasà Salvaggio! Vabbè, la stiamo usando. No, aspetta, da capo, stacchetto da casa, non una rinetta, tutto da capo, tutto da... Tu esci. Io esco, vabbè, sto qua accanto a Zarco. Tu esci. Signore e signori, oh, vuoi, tipo canacciasino, tipo, Sasà Salvaggio! Perché Sasà è sempre Sasà! Ci cancellerà l'accento, signor. I cinesi che sono in Sicilia da millenni e noi non lo sapevamo. Per esempio a Palermo c'è la palazzina, vedi? Una cosa da mangiare, l'aran, vedi che c'è scritto. E come è fatta l'arancina? Un riso, vedi? Che poi a Cinisi ci sono i cinesi, a Cinisi ci sono i cinesi, a Cinisi ci sono i cinesi, che è bellissimo. E si vedono nel territorio, no, si vedono pronto soccorso a Cinisi, non si vedono mai. L'avete visto mai un supermercato? Non si vedono, non ne vanno a offrire nessuno. L'avete visto mai un funerale non c'è niente? Ora io gli auguro tutta la vita del mondo, ma quando muoiono non ne vanno a finire. Io me lo chiedo, un funerale non c'è, no, un cimitero non c'è su. Tanto tutti questi ristoranti di sushi che grapano, non c'è mai. Meglio lo cambio senza rostosa che siamo sicuri. Allora, fare l'applauso veloce, ma scherzo. Ci mancherebbe, che la Cina è un grande popolo, ci mancherebbe. Però siccome io sono uno che studia, ho capito come mai i cinesi si sono inseriti nel nostro territorio e soprattutto in Sicilia, che il siciliano è un popolo diffidente, no? Perché noi quando parliamo in cinese, anzi in siciliano, parliamo un po' in cinese. Noi non lo sapevamo, ma loro ci ascoltavano, i signori si sono inseriti nel territorio. Ora, se mi posso permettere, vi darò una piccola lezione di sicuro cinese parlando della parola siciliana più famosa al mondo, che è chi è stato. Come si dice chi è stato in siciliano? Vedi? Cufu. Chi è stato che mi ha spinto? Cufu Camambo. Vedi come parliamo cinese? Mi ha scoperto Mincucciao. Sente come ho inciampato Cimpincio. Sente? Sono un po' claudicante, mi sciancai, senti? Aspetta, quando tu non dai confidenza a un siciliano, come si dice? Ma cute cacca! Quando... Amore, fate questo applauso, amore. Grazie, lei è troppo gentile. Poi noi a Palermo veramente faremo in Cina, che i palermitani accorciano le parole. Cuci Sasakuro, figlio sango, pare di stare in Cina. Quando tu vai a fare, ora c'è il famoso fai da te alle pompe di benzina, ma prima chi c'è lo fai da te? C'era il siculo cinese, tu ci dicevi, mi facci su pieno, io lo diceva, atangata inchi tu. Tanto che allora mi sono chiesto, ma può essere che tra le tante dominazioni, visto tutti questi fenomeni, proveniamo anche dalla famosa dinastia dei Ming. Sto parlando di storia. I Ming sono stati una dominazione di grande livello economico, culturale. Siccome sto Ming si sente spesso in Sicilia. Vero signor? Esclamazione dello stupore siciliano. Sta Ming, lo senti proprio? Quando tu non riconosci una persona, glielo dici in cinese, Ming. Tanto che allora mi sono chiesto, ma allora proveniamo dalla famosa dinastia dei Ming? Oppure, ma da che Ming di dinastia veniamo? Ma sono cose che tutti noi ci chiediamo. Wow! Sasa! Bella la mia terra! Grazie. Allora, siccome ci sono tanti palermitani stasera e tanti siciliani, voglio fare, mi hanno chiesto di tutto.
perché ci sono un sacco di siciliani che vivono al nord, ho sentito tanti milanesi, tra virgolette, che sono siciliani. Allora, voglio parlare, sapete, questo è un repertorio che facevo tanto all'estero, di una cosa che ci rappresenta perfettamente in tutta la nostra intelligenza, che sono i ambulanti siciliani. Tale cristianeggia. Intanto vi dico chi è il venditore ambulante. Intanto l'automezzo, la Lapa, a 3 ruote, ce l'hanno tutti, smarmittata, che esce così dalla fabbrica, proprio così tu senti, sportello di sinistra mancante, perché ci fa da aria condizionata, con quelle vocine che sono belli, non si capisce niente, però è bello. Aspetta, a Cinisi ce n'è l'ape che girano? Sì o no? Sinceramente? Sì. Ma me lo dite quello più famoso, che cosa vende? O nella stessa pane e panelle, a Cinisi, o sfincione. Ma non c'è uno che vende frutta e verdura bagnata? Ci sarà. No, ma sapete perché vi chiedo? Panino Camemo, non mi manca niente, cose giuste. No, perché tutte le cose che vi dirò io sono tutte assolutamente autentiche. Io mi ricordo che a Palermo mio padre mi diceva Sasà, da piccolo ti sveglierai il gallo, ma quando signori da noi c'è uno che vinno un sale ogni mattina, signora, con coi pisa non ce ne mai. Ancora uno ne si è preso il caffè, si sente sta la patta, chi sto come già. Compratevi sale, usate un venuto e conservate 4 pacchi, 1000 lire, perché vini malgrado l'euro, chi non ci ha fatto la canzone, noi c'è sempre 1000 lire e continua. È una vera occasione, lo comprate a meno prezzo. E ora ti diceva la frase che ti faceva scendere a cattare un sale, perché lui lo sapeva che da noi il sale è un antisfortuna, e ti diceva quando mi cercate. Vedi, è come una canzone in baglione, la sanno tutti. Bello. Non mi trovate, questo è per farvi capire che dico la verità. Una volta da piccolo passava uno, faceva casugno. Ma come? Casugno. Dopo 20 minuti faceva chi fa me ne vaio? Ma chi schifo? Che uno manco sa che cosa finne. A Palagonia, in provincia di Catania, per dirvi che vi dico pure i posti, un venditore arrivava come vendeva, comincia a scrivere e comincia a fare donne scopate, non sto scherzando, mi pare che babbio, e faceva donne scopate di mattina, scopate a mezzogiorno e scopate la sera, 3 scope 10 euro. Io ho visto miracolo. Una volta a Raddusa, al confine tra Enna e Catania, un venditore di frutta e verdura arriva a Calapa, il miracolo. Aiupina che pare un puma! È un miracolo! Aspetta, analizziamo, aspetta. Aiupina che pare un puma. Cioè cioppere che pare un mele, è un genio del marketing, signore e signori. Se non ti piace la pira, non ti piace la pu. Ma poi d'estate, anzi ce n'è uno che questi su YouTube ormai li trovate tutti, che al mercatino di Palermo vende i panini e si chiama Marcello. Ora non è che chi sta a banire, chi sta arriva mezzo mercatino e comincia a fare ma che bello, un panino di maicello e tu fai un bello chino, aspetta, e tu mangi un mercatino, ma che bello, un pochino napoletano, cioè un panino di maicello, il panino mio, tu mangi un panino, tu fai un bello chino e il panino mio, picchia la cosa, grazie pubblico, se ne va. Questo è un genio! Balestrate, andiamo a balestrate! Che capisci? Chi tu lo cocco bello? Vedi che conoscono tutti! Tu sei a mare strennicchiato, picchia che sto comincia a te da lì! A te da lì, mica chi è?
Un cristiano si preoccupa, che cosa fa? E comincia, perché poi la genialità, e comincia a fare: con chi sei, con chi vai, piglia tu cocchettine, ne vai, mi hai trovato, mi hai pagato, te l'ho dato, te ne vai. I gente ci batte di mano e si vincono tutte cose. Pirandello diceva che un siciliano quando nasce è già un attore. Palermo, Mondello, spiaggia, libera. C'era un venditore di bibite, aveva, sapete, come si chiama, la cosa appezzata nelle spade, girava in mezzo alle persone e faceva così: Coca-Cola di più, arinciata più picca, birre sai cosa bevi, e non beve nessuno, chi malura e nessuno mi chiama. Quando prima che stava la picchiata si avvicinavano e ci diceva: chi era tranquillo, qualcuno ha chiamato? Quello saltava 2 metri in aria, lo mandava a quel paese, lui non si scomponeva, si girava: mi sono sbagliato. Questi sono attori, non è che sono venditori. Troppo buono, un po' serbatevi. C'è per esempio uno che accomuna l'Italia da Venezia a Palermo. Lo conoscete tutti, lui arriva la mattina e fa: donne, è arrivato? Ma io non lo so, ma come a ruotare tutta innata in Sicilia? Donne, abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gassi, perché so assai cucino, capisci? E poi a Palermo sento dire che donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Che l'ombrellaio, ne non hai. Uno sa faccio queste cucine, con giovizzi e mesica. Ci sono cose strane nei venditori ambulanti. Poi l'hanno nominato prima, poi per noi palermitani c'è un elemento che nella nostra vita è fondamentale: o sfinciù, ovvero pare che non avessimo mangiato male. Io ora ve lo faccio preciso, perché sapete io mi sono laureato in Lapa, ho preso 30 in Lapa, ho preso all'università. Allora questo vi fa capire, chi si arriva a Lapa ogni mattina, ormai ce l'hanno registrati, no? E chi ci comincia a fare, senta Lapa, bello vero, ora uno spoinavo chi ci avrò. Attenzione all'odore, eh? Chi si su cose fatte da bella vero, chi ci avrò. Vedi come allargo ci avrò. Utezza è il più importante di tutti. Io per detto ci faccio preparare sta mena a mancia. Chi ci avrò. Il terzo ciavolo lo espande verso l'etere, che se tu sei affacciato all'8º piano gli attacchianaci pure lo spingiamo, ma che? Surreale. Aspetta. C'era uno per esempio a Isola delle Femmine che questo vendeva i gelati, era favoloso, arrivava chi i gelati scendeva e faceva a una e senza buttare. Tutti in giro, non c'è nudo! C'è preventivamente. Una volta in via Roma, vi dico un fatto, in via Roma a Palermo, al centro della città, come dicevano, si ci ferma la Lapa all'incrocio. Può succedere, no? Una signora di dietro con una panda, e chi lo aveva fatto? Con la mano cercavano a domanare, con la voce diceva aspetta, sì, voi. Aspetta, però poi menzo non c'è la ficicchia. A domo cosa? Mi disse che è la laurea, non è che... E come dicevo, signora... Le cascine ciuva e dice no, le cascine là. Signora, sono quello della Lapa qui davanti, signora. Signora, alla Ponnadoma. E lei si sta scassando. Basta. L'ha detto lui. Bravo! Ma come si fa? Che poi noi ridiamo, ma possono succedere delle disgrazie. A Licata, in provincia di Agrigento, una volta un venditore di frutta e verdura, sapete già le strade siciliane non è che sono belle, pensate nell'Interland,
una curva ce la faccio, non ce la faccio. Dalla parte comincia a fare e a cappotta cala. Una disgrazia. Troppo pensura che aveva a fare a Roma cosa. Aiuto! Aiuto a cappottare calata! Dopo 20 minuti faceva aiuto, si stanno fottendo i pira e i puma. Ma sì, viva i venditori siciliani! Ma sì, Allora, tra le tante cose che mi chiedono, purtroppo il web siamo consumati, mi chiedono le barzellette che io non racconto mai negli spettacoli. Ora, siccome c'è il sindaco, ma non è una barzelletta legata al sindaco, c'è una di qua almeno, è una barzelletta che ho raccontato più di 10 anni fa a New York, che hanno messo in rete, vi conto chissà e poi siamo pace. Che era la storia di un prete, signora, in un paesino siciliano che non è Cinisi, in cui quando le donne tradivano il marito, non è che ci potevano dire parrino padre ci fici con a me marito, utilizzavano una frase convenzionale e ci dicevano padre, scende cavo, il parrino sapeva scendicare e ci diceva, perciò la gente era padre, scende cavo. Sorella, i tempi stanno cambiando, mi raccomando la famiglia, fate quattro patronostri, per marito, ogni tanto ne padre, scende cavo. I tempi purtroppo sono cambiati, su internet e cose. Ora che succede? Dopo una settimana questo prete viene trasferito perché doveva fare un corso di aggiornamento al Vaticano. Ebbene un parrino da un paese vicino che non conosceva questa cosa. Invece il prete si mette in una confessionale, arriva prima e ci dice, padre, scende capo. Sorella, io che posso fare? No, padre, scendi capo, o signore non è che ti dice come mettere i pere, ho capito, metti per avanti, cancia di solette, padre, scendi capo, ho capito, ma che ti posso fare, sorella? Insomma, poi ne arrivava Napoli, padre, scendi capo, ma chi c'è in questo paese che scendicano tutte? E saremo dal sindaco, giustamente ci dice, signor sindaco, oh reverendo non la conosciamo, dice, signor sindaco, in questo paese abbiamo un problema, che scendicano tutti, che o sindaco chi resate. Signor sindaco, io lo dico che poi finiamo nei giornali, ci metti su un brecciolino, un'altra cosa, perché qua sindaco qualcuno sbatte a testa se ne va all'ospedale, oh sindaco, irrisate. A un certo punto il parrino si incazzò, senta signor sindaco, è inutile che lei ride, che venisse caso lo sua moglie che questa settimana ha scendicato 3 boate. Non so se... e ci raccontavo. Ah, che meraviglia! Allora, devo dire che io, che giro il mondo, ho visto tanti siciliani all'estero e il siciliano ha una capacità di adattamento straordinaria. Ma ad una cosa, il siculo non riesce mai ad adattarsi nel paese in cui va, al cibo, al modo di mangiare che c'è negli altri posti, anche perché diciamoci la verità, come si mangiano in Sicilia. Signore, dice in mezza tu cammini e senti, ma chi è questo? Sciavolo di melenciane frittigere in mezzo, nell'asticoto di quel topolino, senti l'odore delle melenzane, del pomodoro appena fatto, anche perché diciamoci la verità, noi siciliani abbiamo un pensiero fisso, o mangiare. Siciliano mangia, ma fai la spesa, vedi che c'è un frigorifero. Mangia, ma mangiare. Siciliano la sera è l'unico popolo che quando si addormenta, prima di calare la palpebra, non ce la fa la preghiera a Gesù, no, pensa, ma domani chi si mangia? Si susano, un proprio pensiero qual è? E oggi chi mangia? A pranzo, ancora mentre stanno mangiando, gira sua moglie, ma stasera, oh! Picciotto, ma che siamo in guerra? Siamo. Signori, la guerra è finita nel 44, forse consentisse. Perché noi mangiamo esattamente come se la guerra fosse finita il giorno prima, che poi, io che cominciai a lavorare al nord tanti anni fa, me lo chiedevo, chissà come mangeranno al nord. Mangiano, ma non come da noi in Sicilia.
Io mi ricordo un paio di anni fa, faccio uno spettacolo a Zelig, esco dal teatro, a fame, non avevo mangiato a pranzo. Allora c'è un mio amico di Milano, mi fa: Sassà, ti porto a casa mia, ti offro io, ci sei meno male, ci sa per me che... E chiamava la sua casa, che si fa? Allora Sassà, siamo in 4, ordiniamo 2 pizze. E se quanto? Mi fa 2 pizze, mezza testa, rimaniamo leggeri. Ci sei leggeri? Cavolamo, no? Leggeri. Mi fa: perché voi se eravate a Palermo, io sono a Palermo. Quanto siamo? 8, 4, Giova, pigli 8 pizze, va. Aspetta, Giova che sta andando a comprare le pizze, si ferma sull'uscio della porta e ci dice: picciotti. Ma c'ha basta, no? Non è che facciamo mala figura, perché tutto può mancare nella casa di un siciliano, anche il letto mo mangiare. E da dove si vede, è vero, che abbiamo sta fame, signori, quando c'è un buffet? I malafiore. Signori, io quando c'è un buffet di siciliani mi metto a parlare milanese, faccio finta con i canucci, bravo. Dici: dove? Sono di Milano, perché so che fra 4 secondi c'è la terza guerra mondiale. La differenza tra un buffet di Milano e un buffet siciliano è che a Milano sono in fila. Tu mangi? La gente viene in fila, lo pensiero, tu mangi, sono in fila. Ha visto mai in Sicilia un buffet chi sta in fila? Ma a Milano sono in fila col piattino da forchetta, piattino di carta DS, così casualmente. E ci fa un siciliano: ma che state facendo? Siamo in fila. Gli chiedo: in fila, te cretino, in fila sta. Quando c'è un buffet di siciliani si capisce, perché c'è la catena umana dei camerieri che bloccano i cristiani, no? Che chi ne fanno? Chiamiamo fama, un menudo che tu c'è. Quando i camerieri si allargano gli dicono: vi potete accomodare. Avete presente le Olimpiadi Bolt, quando corre peggio, più veloce i Bolt sul campo? Hanno una velocità di piatta, spiriscono. Arriva un siciliano che viene con 4 piatte in 1 secondo. Ho visto buffet, i tavolini si susevano e camminavano soli. Gente che arriva a casa, l'hai visto, si metteva, non sa che, ma che mi ha visto, una pezzetta, ma la poteva mangiare. Ma c'è bisogno di fare la cosa. Sì, che poi finire, siccome nel buffet ci sono tante portate, un siciliano la va a assaggiare tutte, è giusto? Si organizza, si mettono 5 in un tavolino, 4 mangiano e 1 ci fa da vedetta, no? Gli se ne esce troppo da bisogno, tu non ti scanta da mangi, stanno così, perché poi sono un cancio, capito? Chi tu sa sette e chi tu scappa. Mentre che esce un risotto, che chi dove? Giova! Che chi tu già cafa, che mixarisci? E sta mangiando. Minchia un riso, esce. Ma che mixarisci? Che la sto piatta e con il ma da ba. Capisci? Si danno la staffetta, capite? Stasera. Ma il top, il siciliano lo raggiunge quando va in crociera. Io non so chi di voi, per esempio, che arriva un ciavolisa senza arrostuto, ma come si fa a mangiare così? In crociera. Io non so chi di voi ha avuto questa bella esperienza di andare in crociera, perché quando acquistate una formula crocieristica c'è la parola inglese più bella che possono dire un siciliano, che è all inclusive. Ciò significa che puoi mangiare tutto quello che vuoi, tanto è pagato. Un palo in metà, che è tutto pagato. Figlio va la nave per mangiare. Ah, ma fate questa applauso, bello, tutti insieme, ma che meraviglia.
Lei voleva tutti così, facciamo signore. Infatti un siciliano quando va in crociera si mette a dieta prima di partire e dice minimo mi fottere 5 kg in crociera. E infatti la hostess quando si mette al ricevimento la mattina gli fa, dice allora benvenuti nella nostra crociera, allora vi do il programma della giornata e alle 7 c'è il risveglio muscolare, alle 8 c'è il fitness, che non mi interessa. Lei mi dice se cai il ristorante che avete per mangiare, raga. E cominciano, tu li vedi alle 8, 8 e mezza c'è la colazione. Ora ci sono popoli di tutto il mondo, c'è la cosiddetta colazione internazionale e ci sono delle cose a cui noi siciliani di primo mattino non siamo abituati. Ma una volta che siamo in crociera è peccato che fai l'assame, e comincia. Due persone, siccome c'è un marito, vabbè, picchiate a tavolina, picchiate preoccupato, picchiate a tavolina, e cominciano ad esplorare. Cominciano con la brioche, il cappuccino e poi ci viene mangiare le uova strapazzate col bacon arrostato, salsiccia, l'ho visto io, non è che cipolle, le uova con i patate tedesche con maionese, tutti i tipi di salume, tutti i tipi di formaggio. A uno ci metti mangiare i fagioli prima mattina, ci pareva che erano aperitivini, faceva così pure e si mangiava. Ora che succede? Mentre lo stomaco dei francesi, dei tedeschi ci è abituato a questo miscuglio, o siciliano che è abituato a mangiare su latte, casa, salsiccia, i patate tedesche, i wurstel, la salsiccia e i cipollini di prima mattina. Signore, era alle 10:30, c'è un scappa nana, perché lo stomaco diventa una pentola a pressione, giustamente. Poi ci sono chi che hanno la reazione aerea, no? Anche erano tutti sul ponte della nave, tu vi affacciate tutti a corriere contro vento. Che bella giornata! O la nave c'era da sola. Ma c'è bisogno di fare. Grazie signora, mi scusi un fiucianco, ma che ci posso fare? Sono a questo paico. Grazie signora, mi dice sei più bravo? Signora, brava, siamo casa, c'è suo marito al lato. Va bene, mi fotti, se proprio male. Noi infatti per esempio, poi il problema è che nella crociera non è che finisce da... Poi alle 11:30 c'è il pre-lunch. Dice ma che cos'è l'esercitazione? No, se mangia manchino pre-lunch, giusto? Allora c'è il pranzo e il siciliano ci va. Alle 16 c'è la prima colazione della giornata, patatine fritte, wurstel, un siciliano ci va. Alle 19 c'è la pizza, quando la massaggiare la pizza, giusto? Alle 21 c'è la cena, un siciliano con coraggio di dire che era fame. Sarà sta nave, sta chiarascine. Poi a mezzanotte ti aprono le cucine e ti danno tutti i dolci che vuoi. C'è un buffet dei dolci impressionante e un siciliano è là, beato nel suo regno. Ma poi la cosa straordinaria è che poi a luna va al bar, ci dice me lo dai il caffè, che non c'è uno caffè, e con una faccia di fissa ci dice scusi, il dietor, cioè o dietro, t'ha fottuto mezz'anno, ora volo dietro, che per digerire o lo dietro, aspetta. Noi mangiamo, signori, per noi il cibo è fondamentale, serve per rilanciare un territorio, per riunire le famiglie, per stare insieme, come dico, mentre in tutte le parti del mondo si mangia per vivere, noi in Sicilia viviamo. Troppo buoni, infatti quando c'è un matrimonio in Sicilia il giorno dopo non è che ci domandano come era la sposa, no, ci dice ma come si mangia? Usaccio che bene, se si è mangiato bene, come fu un matrimonio? È bellissimo, sai, che mangiamo. Se si è mangiato male, come fu uno schifo, manchi i soldi di un reale, c'è l'ogno. Hai capito? Per una cosa è fondamentale. Infatti, soprattutto noi siciliani mangiamo in maniera diversa del nord, che noi mangiamo prima con la vista e dunque è importante la quantità.
poi con il gusto. Mentre in questi ristoranti di nouvelle cuisine, di microbiotica, si predilige esattamente il contrario. Ma noi non ci siamo abituati. Io mi ricordo, signora, a Milano, siamo in un ristorante ricchissimo, allora quello, buongiorno, benvenuti nel nostro ristorante, vi porti i ravioli? Bellissimo, la seconda mancia. Sapete quanto il ravioli c'è poi? 2. Erano un po' grandini, ma sempre uno. Ora l'amico mio non è che si è scomposto, ne taglia uno, l'assaggia, dice buono, ci può calare. Chi di Milano cos'è lei? Le può abbassare, come ci dico, ci fa, guardi che questa è la porzione, a porzione. Tale va mia, ora andiamo a mangiare una pizza, ci sono descanta. Il gelato. Signori, io la brioche congelato al nord in Ciafaz è più forte di me. Che se voi andate a Milano e chiedete una brioche congelato, chi dovrà rispondere quante palle vuole? I palle. Se guardi che ma guardi che qui abbiamo un attrezzetto, tac, una pallina di gianduia, tac, una pallina di cioccolatis, ma che sta dicendo? Se il gelato me lo mangia a Palermo, e chi ci mi diceva perché voi a Palermo come glielo mettete il gelato nella brioche? Se ne sa che la cazzuola ce lo mettiamo un attimo. Aspetta. Infatti quando ti fanno questi brioche al nord, che fa? Ti aprono la brioche, te la tagliano un pochettino, ti mettono queste due palle, ogni palla €1, eh? Poi ti richiudono la brioche, e tu già ti stai trovando in questa scena terrorizzato. E se nella chiusura della brioche c'è del gelato in eccedenza, ci voleva, che tu ti stai trovando in questa. Ma che mi sta levando? Un gelato mi sta levando? Quando scende a Palermo, signore, due caccini s'atterrasi le brioche spaccate a 180 gradi al cossè. 3 cazzolettate di gelato, ora ci mettono la panna, l'ombrellino, la colata di cioccolata, le memenze, che tu per arrivare nella punta della brioche, a chiarare nella sigla un bar, che non ci arrivi più. Aspetta, che poi col caldo che c'è in Sicilia è difficile mangiare una brioche si scioglie. Cioè, o te la mangi lontano dalle scarpe, oggi evitare che ti inchiappi, o ti aiuti se c'è qualche parente, dai, leccatela un poco tu, leccatela tu. Ah, poi fate l'applauso, dai. Mangiare. Abbiamo un pensiero fisso, o mangiare, ama mangiare, è più forte di noi. Per esempio vi faccio la differenza fra l'impiegato comunale, sentite chi sta, di Milano e l'impiegato comunale palermitano. A Milano fanno la pausa pranzo, si mangiano un toast e continuano a lavorare. Ma tu mangi l'impiegato palermitano a mangiare un toast? E che è una malattia, capiamo? Già le mentalità diverse. L'impiegato comunale di Milano dice allora guarda, il mio orario di lavoro 8-14, alle 14.03 sono fuori dall'ufficio, 14.07 prendo la metro, 14.12 sono sotto casa, 14.15 sono a casa e 17 tac mangiamo. Impiegato Palermo, anzi è poco. Orario di lavoro 8-14, all'1:30 sogna a casa, cioè per vedere la velocità. Allora l'impiegato di Palermo dice che fa? Per cominciare la pasta non la mangiare la pasta così per giusto. Un secondo che fa? Tu mangi il pane. Come si fa a non mangiarsi il pane in Sicilia? E poi mi fanno impazzire chi dice che per giustificarsi si mangiano un dolcino e ti dicono ma sì, me lo mangio perché mi devo lavare il sapore. Io ti mangio, dopo un'inizia che ti lavoro il sapore. Aspetta. Noi ci dobbiamo giustificare come a chi che si mangiano un mare di roba, dici ma che mangia? Sì, però senza pane, capisci? Non mangiano niente. Si giustifica il siciliano, poi, noi lo dico sempre, ogni anno facciamo sempre gli stessi errori, per esempio a Natale, che diciamo ogni anno? Il prossimo non facciamo come l'anno scorso, che poi abbiamo buttato tutte cose, e poi quando c'è da fare il menù ce li caschiamo sempre.
c'è antipasto, c'è primi, c'è secondi, c'è dolce, tutto giù. Che poi mi fa impazzire sempre quella scena a me, la notte di Natale, il suo zio, a luna di notte che arriva dalla cucina disperata e ci dice: Picciotte, che è successo? Mi scuida manzalata. Sta insalata che muore nel frigorifero. Poi io quest'anno, sapete che siccome c'è la tecnologia, siccome poi ci viene il senso del rimorso, disse basta, sanno voglio correre, perciò c'è un'applicazione nel telefonino che tu ci metti tutte le calorie che ingerisci e lui ti calcola il percorso dove devi andare per smaltire le calorie. Beh, scendevo, scappi i tennis e comincia a scrivere. C'era l'antipasto, vabbè. I pasti dopo che erano melenzane, cocktail di gamberi, poi pasticci di lasagna, nell'ette con sugo, vabbè, leggero, non è che... salsiccia, bruciolone, insomma, castata, cannole, caffè, ammazza qualcuno, insomma c'era tutta una lista. E ci mise, ok. E mi aspettavi il posto dove dovevo andare per smaltire tutte le calorie. Lo sapete non ne mi spunto? A Roma vi a chiedere signore e signori, a Roma! Mica per la desolazione, lo sapete che mi innacchiavamo sopra e mi mangiavo un panetto. Ah, fantastica! Ma come sei? Noi che mangiamo sempre, poi abbiamo una festa per antonomasia che è il 1° maggio. A Cini si organizza il 1° maggio. Che cosa? 1° maggio le organizzazioni. Una settimana prima tu picchi a casa, tu accatta la salsiccia, tu accatta birra, tu fai... È un modo anche per riunire le famiglie. Una volta il 1° maggio non cacchiava a Milano, non si festeggia. Non c'era assettato un nuovo pai che pensava alla Sicilia. C'era un olato. Mi fa, ma perché voi in Sicilia festeggiate? India festeggiamo, signore. Per ora i camioni di salsiccia cacchiano montagne e montagne, ne mancava l'idea. E chi si faceva, ma perché voi arrostite? Non ti arrostiamo. Signora, ma vede la pianura padana tutto da nebbia con nebbia, che sto fumo è che si arriva? Che sto fumo che la Sicilia arriva tutto questo fumo nella Sicilia. E così facciamo, scusi, il 1° maggio non è la festa dei lavoratori, appunto ci seconda vai che non lo mangiamo. Ma allora io mi sono chiesto, ma perché noi siciliani mangiamo in questa maniera? Perché abbiamo questa fame atavica? Ve lo siete chiesti mai? Perché ce l'hanno inculcato sin da piccolo. Ai nostri figli che cosa gli diciamo? Mangia. Vedi come cambia guarda l'espressione del siciliano. Mangia. Per i bambini siciliani il cibo è un'imposizione. Ti parati alla pasta, sai? Su mangiano, vedi su mangiano. Non ti accatto chi, non ti faccio niente, non ti faccio fare chi, non ti faccio fare chi. Passo uno, basso, ci sono, vedi su mangia. Arresta e basso quanto a chilo, tanto a così un crescetto. Le cretinate che ho sentito io, per esempio, sono andate a pane e betotal. Sono schifio di vitamina B12 che proprio perché quando eravamo piccoli olio di merluzzo, ficato, sti schifi che ne avevano a fare punchiare. Più eravamo gonfi, avevamo abbonciato, bello così. Del resto io non l'ho sentito dire mai in Sicilia che bello piccirillo secco. Anzi, sei secco, malato. Invece quando sono belle grasse, tante, tale che bello, sciacquatonazzo, dice scoppia di salute, io pediatra, guarda una dritta scoppia piccerino, noi salute. Poi non parliamo delle nonne, che mentre con... aspetta, che mentre con i propri figli sono state un po' più rigide che i nipoti. A farlo mangiare niente, diceva, ma come niente? Quando vedo piccerino è deperito. Mamma deperito, il bambino a 6 anni e pesa 62 kg, non è deperito. E che cosa ti risponde la nonna Sicola? Canendi ci fa tanta lonna, sì, 80 metri, viva il cibo e viva noi siciliani! Salvaggio! Venite maestri, allora facciamo una cosa. A fare, venite che a fare un selfie pure tu. No, allora per farlo fate un regalo anche a Sasà. Potete mettervi tutti con le mani all'aria, tutti, nessuno escluso? Oh, attenzione! Se ne può chiudere questo. Vieni Sasà. Sai che fanno i siciliani ormai? La mattina si susano. E si fanno un selfie. Fanno una fotografia. Girati!
Oh, aspetta. Giratela, giratela, esatto. Mani all'aria, gente, mani all'aria. Esatto, che dice, non vedete niente. Ok, l'ho fatta. Esatto, però Allora. lei fa così, lo sai che fanno i siciliani? Si usano la mattina, si fanno un selfie Sì. e lo mettono su Facebook. E che schifo. No, la cosa bella, sai cosa? Che si mettono, siccome di prima mattina non li caga nessuno, no, nella disperazione che fanno e ci mettono, mi piace. Quindi stessi. Poi non si può mangiare più, a proposito di mangiare. Uno mi dice, ferma, che facciamo a fare un selfie mangiare? Ci fanno la foto piatto, e ma chi non se ne può più. Allora, facciamo una cosa. Andiamo lì. Voi dovete sapere che Sasà, no adesso ti faccio arrivare il testo, Katia, Ezio, mi date una mano. Sasà Salvaggio qualche anno fa ha avuto il piacere di condividere il palco con Claudio Baglioni e praticamente ad un certo punto dello spettacolo hanno praticamente improvvisato una canzone dello stesso Claudio Baglioni che Baglioni dedicò a sua volta alla nascita del proprio figlio. Sasà in un solo colpo ha fatto 2 figli, Esatto. come direbbe lui. In un colpo due gemelli, quindi da avrai ad avrete. Ora noi dobbiamo baglionizzare questo pubblico. Voi immaginate di essere ad un concerto di Claudio Baglioni. Rivi, facciamo un'atmosfera da Claudio Baglioni. Mangi che mi fa fare questo. Baglionizzati. Esatto. Ora voi dovete fare un applauso da concerto da No, Claudio per Baglioni, Baglioni. però per Baglioni avessero a domani qualche cosa. No, Accendini, aspetta, dopo ci faccio penso. io. Lo fai. Allora, dicevo, adesso immaginate di essere ad un concerto di Claudio Baglioni. Applauso a Claudio Baglioni. Grazie. Così dice, così. Vabbè, tutte crisi. Esatto. Il problema è che farlo serio, capito? Ora, Non è che- baglionizzati. Vabbè. Esatto. Chi ha la torcia come la mia, esatto, accendetela tutti. Allora, la gente si chiede chissà chi sta Tu commentando. forse tu canti. Signore e signori, Claudio Salvaggio. Grazie. Allora, faccio avrai, Avrete. Avrai sorrisi sul tuo viso, Mi accendete le luci? come d'agosto grille stelle. Tutti. Storie fotografate dentro un album, Dai. rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che Luci. fanno alzare la testa. È il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori che già è stato. Ce le avete le luci o no? Per l'America senza fermare. Avrai 2 lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di terline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare e avrai una donna acerba e un giovane dolo, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti ed ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti sveglierai sognando, e avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 È stato con noi per la 4ª tappa di DS in Festa. amore avrai. Sua Maestà la sicilianità, Sasà Salvaggio. Grazie a tutti.
Allora,